Siamo con Patrick Riondato degli indipendentisti veneti. Ecco, Massimo Colomban ha lanciato un'idea, Castelbrando, sede istituzionale per i venetisti. Voi cosa ne pensate? Siamo contenti della notizia. Diciamo che al di là della disponibilità fisica, quello che è importante è che certi imprenditori che hanno contribuito a portare il nome del Veneto in giro per il mondo e a decretarne il successo si stiano avvicinando a certe tematiche. Ecco, gli imprenditori si avvicinano quindi all'indipendentismo del Veneto, come la valutate? Allora, il concetto è questo, che di fronte all'incapacità del sistema Italia di dare risposte, anche chi magari qualche anno fa non avrebbe mai pensato di prendere in considerazione queste tematiche, deve fare per necessità virtù, deve cominciare a guardare anche a questo tipo di risposte, perché oggettivamente non c'è alternativa per i veneti all'indipendenza. Come potrete sfruttare la sede di Castelbrando? Se ne parlerà con Colomban, comunque immagino per eventi pubblici di un certo spessore o di rappresentanza, vedremo cosa si può fare anche insieme con Colomban.